Ciao a tutti, in questo video, questo è un video molto particolare per la risposta a Pokémon Collection. Io ho due X. Ma che ne so, ma cosa no? Ho due X del livello X. Vi faccio vedere del livello X, uno Shiny, due Expo e una Ultra di Pokémon nero e bianco. Le due mie ex. Allora, la prima è Darkrai, l'ho trovata nel pacchetto di Deoxys in questo forma attacco, molto bella, e questa nel pacchetto di Deoxys, così all'inizio nel pacchetto di Deoxys forma normale. Spero che ti piacciono queste due. Poi passiamo alla Shiny, cioè molto particolare, è Groudon Shiny. Groudon Shiny, che questa è molto particolare per me perché è un mio amico di scuola che gli davano 15 carte per questa carta. Io ho detto dammi 15 carte, se no questa non te la do. Ho dovuto dare 15 carte e va bene, e me lo sono preso. Poi allora Pokémon Collection, ti faccio vedere la ultra prima perché un Zekrom è stata la mia prima ultra del set, ho solo questa, più una di nuove forze che non ho qui. Questa è tornata su Instagram di Pokémon Forze, questo è di Pokémon nero e bianco. Se vuoi se vuoi Pokémon Collection, queste te le posso scambiare, ti posso scambiare queste 3 carte. Questa è una bella ultra, questo è il mio primo pacchetto di Zebstrika, ragazzi. Poi credo tra un mese farò il video, metterò il link di descrizione di quello lì. Bene, allora andiamo a vedere due ex, però faccio vedere prima un ex. Non mi sono comprato il team per trovare questa ex, ho dovuto comprare il pacchetto di Reshiram per trovare questa bellissima ex. È rara, non si vede giù. La mia tela me la volta vedere. È rara, su 51 su 99, però è rara. È Zekrom X ma non ultra. L'ultra X è invece la X molto particolare che ho trovato nel mio primo pacchetto e comprato in edicola, è Zekrom X Ultra. Ho trovato il primo pacchetto che mi sono comprato. Oddio, scusa, le mie ragazze che mi chiamano di più sono anche scusa, lo sto aspettando perché mi sta cazzo dicendo. Sono state anche, ma ho l'altra carta qui, la Poria. È stato fuori la mia carta più speciale perché appena l'ho trovato nel pacchetto ho detto cavolo, ho trovato il mio Pokémon preferito. Questo è il mio Pokémon preferito, la palla è il mio Pokémon preferito ed è Regressione Pokémon Power. Un solo volta durante il turno
prima del tuo attacco puoi rivolvere Vaporeon e mettere Vaporeon tra le carte che hai in mano. Questo potere non può essere usato se Vaporeon è influenzato da una condizionale speciale. Poi Empoleon 27 su 100 e poi prendo in metà ed Empoleon. Questo è anche uno dei miei Pokémon preferiti, Pokémon Collection. Sì. E abbiamo Infernape, che lui è proprio mi ha dato mio fratello, questo Infernape. Poi il pezzo mi è rovinato però, il pezzo forte mi è rovinata, è Caplotion Reverse. È molto bella cosa. Ed è il 165 su 165. Su 100. Poi è un Borolo. Vabbè, un Borolo. Questo l'ho trovato nel mio secondo pacchetto comprato prima di trovare Zekrom Ultra. Lui lo trovo nel primo pacchetto, ma lui nel secondo, perché mi sono comprato due pacchetti e ho detto io quello di District per vedere che cosa troviamo. Ho trovato Zekrom Ultra. Poi ho detto vediamo che troviamo nel secondo pacchetto un Emborolo. Scusate se sono un culo per trovare queste bellissime carte, comprate di 50.000 pacchetti al giorno. Vabbè, Embor. Poi abbiamo Efteling, a parte delle carte che mi piacciono perché mio fratello mi ha comprato il trainer kit di Escadrill e Zorar, questo è Olo. Poi ho Zorar Colo, mettiti Olo per un culo, non si vuole mettere Olo comunque Olo, aspettate, sì Olo, e in forme non pietose, forme bene, e anche Embor, anche Vaporeon e anche Empoleon, anche Infernape, ma Taplosion no. Oddio, Taplosion. Va bene, Warrior che anche fa parte dei miei Pokémon preferiti perché è 30 su 30, è rara. E Escadrill è 30 su 30 ed è rara. Sono rare tutte e due, sia Escadrill che Zorar. Poi eviterò solo un bel fastidio. Dove siamo io? Ma Bisogniamoci a me. Io ci sto caricato qua. questo è il mio album dove ci sono tutte le mie carte. Avevo tolto Zekrom Ultra e Zekrom le rimetto. Mette il computer sopra la scatola, Non ci sta, sì, c'è sta sopra. Perché? Ma è che scoppia. Devo mettere tutte le mie carte dentro l'album, perché non si molto. Però mi ricordo la prima volta che ho trovato questa carta. Eccolo. No, buono. Poi no. Aspetta. Beh, Pokémon Collection, spero che il video vi sia piaciuto. Vabbè. Iscrivetevi al mio canale e anche quello di Pokémon Collection, le mie due ads che mi piacciono.
le mie due ex preferite, Crisselli e Giacquelli. Se il video vi sia piaciuto iscrivetevi al mio canale, sono anche di Pokémon X Collection perché è bravo. Ho visto che ho fatto un box di Pokémon Black and White, sì vabbè, Nice Destinies, di Emerging Power, e ci ho trovato molte carte belle, che mi servono. Vabbè, la carta che mi piace di più è certo questo tiro fuori, mi sono dimenticata prima per farvelo vedere, da farvelo vedere, dai, che mi ricordo l'esperienza di quando Gold Star e l'Atlas, che bella, l'ho scambiata proprio oggi, ce l'ho rimesso, aspetta non me lo faccio vedere perché l'ho doppione, ho dovuto rimettere bene, ce l'avevo così troppo come un doppio, ci ho dovuto rimettere Gorebis, Vaporeon e Infernape, ci ho dovuto rimettere Beartic e Raichu, no davvero, ci ho dovuto rimettere 6 carte proprio. Pensate il dolore che mi sentivo di lasciare la porta. Ecco, i panni fammi dare lo scatolone che ci devo mettere dentro. La carta. La carta, sì. Ah, la carta! Sì. Dillo. Bene. Il video è qui, spero che ti piace, il Pokémon X Collection, il tuo canale e anche il suo. Ciao!